si innova perché dobbiamo vivere meglio, si innova perché dobbiamo guardare la realtà in modo diverso, si innova perché dobbiamo anche stare più uniti. La novità fa spesso paura, ma è fondamentale per crescere, altrimenti si resta legati a un palo che ha un nome ben chiaro ormai a tutti: recessione. E nel mondo ultraglobalizzato esiste la chiave di volta, la rete informativa, lo scambio in tempo reale di esperienze. Nasce con questo principio il Corriere Innovazione, il magazine ideato dal Corriere del Veneto, carta e web per parlare di start-up, rete e tecnologia, per trovare stimoli e nuove idee per le imprese, con un messaggio preciso. Vogliamo che l'innovazione sia un modo di essere, una nuova declinazione dell'italianità, un nuovo orgoglio, un nuovo aspetto della nostra identità nazionale. Si parla di futuro in un'Italia troppo ancorata al passato e al vecchio, a partire dalla politica, con una tornata elettorale che non sembra per nulla innovare. È una pessima campagna elettorale, i partiti stanno discutendo di programmi che non saranno mai in grado di realizzare, poi la realtà al momento in cui saranno chiuse le urne sarà molto più amara. Stesso giudizio da chi ha fatto dell'innovazione nel mercato un marchio decisivo. I politici che sono in questo momento, che stanno per candidarsi, si stanno un po' facendo la lotta uno con l'altro. Vedo molta poca positività, vedo solamente qualche vaga idea di tagliare un punto in più o in meno di tasse. Non cambia questo, non porta valore aggiunto. Renzo Rosso, padrone di casa nella sua Breganza, la sede della Diesel Village, quando crea novità trova molti ostacoli, ammette dal palco e si affida alle nuove generazioni. Vivere con i giovani è importantissimo, loro hanno la visione di come il mondo sarà. Nella terra di Renzo Rosso, nella terra che sembra aver smarrito la definizione di locomotiva d'Italia, ma il messaggio dell'innovazione è proprio un omaggio che sa di auspicio per il nord-est. Questa terra è riuscita ad innovare dal nulla qualche volta, si è ripresa sempre, ha guardato con ottimismo il proprio futuro, non è mai stata piegata dagli avvenimenti.